Da gennaio a luglio del 2022 in Veneto 60 persone hanno perso la vita al lavoro, 7 in più rispetto al 2021. La media drammatica di 2 morti alla settimana dall'inizio dell'anno indica Venezia tra le province della regione col maggior numero di decessi, assieme a Verona e Vicenza. In termini assoluti, il Veneto è la seconda regione italiana dopo la Lombardia per morti sul lavoro, ma secondo lo studio di Vega Engineering di Mestre, anche l'indice infortunistico, cioè il rapporto tra gli infortuni mortali e la popolazione lavorativa, vede il Veneto sopra la media nazionale. Generalmente i settori dove avvengono gli infortuni mortali sono purtroppo sempre gli stessi, in primis le costruzioni, manufatturiero e la logistica. Per contro le costruzioni hanno un numero di lavoratori alto ma non paragonabile come quantità al settore manufatturiero, e quindi vedere che nelle costruzioni avvengono tanti infortuni significa che stiamo di fronte a un settore in cui il rischio di infortunio mortale, quindi infortunio più grave, è molto elevato. A volte può capitare che mestieri che richiederebbero un certo apprendistato siano svolti da lavoratori impiegati temporalmente nel settore, magari in attesa di un'altra occupazione. Teniamo conto anche di un altro fattore che è altrettanto interessante, che è l'età. Se noi andiamo a vedere gli infortuni soprattutto mortali, avvengono con maggior frequenza quando si diventa vecchi, quando ci sono lavoratori anziani. Le norme per la sicurezza sul lavoro ci sono e se osservate sempre potrebbero ridimensionare sensibilmente questa drammatica contabilità, ma non sempre è così. Si pensi che spesso gli infortuni mortali, soprattutto nel settore delle costruzioni, coinvolgono il datore di lavoro, e qui si va oltre a quello che può essere il mero ragionamento del risparmio, perché evidentemente se anche il datore di lavoro rischia la sua vita vuol dire che c'è proprio un problema culturale.